La prima delibera che io farò sarà quella di rinunciare interamente al mio stipendio e devolverlo a un fondo, appunto, che chiameremo Una luce in più per i padovani, per dare un piccolo contributo, una goccia in mare per i padovani con dei problemi forti. E altri 400 saranno devoluti a questo, cioè saranno un risparmio, diciamo, e quindi un qualcosa a disposizione dei padovani, con la rinuncia a avvalermi di portavoce. L'annuncio fatto durante l'apertura del Peghin Point, la sede elettorale del candidato sindaco Francesco Peghin, all'ombra di Palazzo Moroni, sede del municipio, in pieno centro storico, il colore fucsia come segno di riconoscimento e una grande mappa con i quartieri di Padova. Ecco la sede elettorale dell'imprenditore, candidato civico, che ha incassato la scorsa settimana l'appoggio di tutti i partiti di centrodestra. Sarà una campagna elettorale all'insegna dell'ascolto dei cittadini, annuncia Peghin. La prima cosa che farò sarà quello di andare nel territorio, nelle piazze, nei quartieri di tutta la città ad ascoltare i problemi e le idee dei padovani. La campagna elettorale sarà per strada e nei quartieri. Nel suo sito internet ci sarà anche un localizzatore, Doveseo Peghin. Ci sarà anche nel nostro sito internet una web application che mi localizzerà quando sarò nei quartieri, quindi i cittadini padovani potranno raggiungermi se lo vorranno chiaramente nei singoli quartieri. Il nostro sarà un programma anche mirato, targetizzato ai singoli quartieri. Peghin, aprendo ufficialmente la sede da dove lancerà tutte le sue iniziative di campagna elettorale, ha rivolto anche un messaggio di sostegno alla popolazione ucraina sotto attacco russo e un messaggio di pace. La guerra non è il modo di risolvere i problemi, lo dico oggi vedendo le immagini bruttissime dell'Ucraina, ma lo dicevo anche nel 2003 quando l'attacco dell'America all'Iraq